la prima volta in cui ci sono andato, e ci sono andato con qualcuno che veniva da lontano, che era il professor Tochner, che lo stava studiando, e mi ha spiegato quanto fosse importante il tagliamento che avevo davanti al naso da una vita, ed ero già laureato, ero già un idrobiologo, entusiasta, e scoprire che il fiume di casa mia avesse una tale importanza scientifica, nonostante io non avessi veramente mai pensato in questi termini al fiume, per me è stata una grandissima emozione. Io sono molto innamorato della mia terra, e scoprire questa sua peculiarità, insomma, questo valore che aveva in più, a cui non avevo mai dato peso, nonostante la mia specializzazione, per me è stato uno dei momenti più belli. Un fiume di storie, racconti da e per il tagliamento, a cura di Legambiente del Friuli Venezia Giulia. Giuseppe Adriano Moro è un biologo e lavora come libero professionista per aziende e pubbliche amministrazioni interessate a tutelare e monitorare gli ambienti acquatici continentali. Il fiume per un idrobiologo è un sistema estremamente complesso all'interno del quale la vita e tutto ciò che non è vita interagiscono fra loro e creano qualcosa che noi possiamo vedere e chiamiamo fiume. È terribilmente difficile da definire in qualche modo. Penso che dire fiume in senso generale sia la cosa più intelligente da fare, però come la vede l'idrobiologo, ovviamente decine di migliaia di organismi, milioni di organismi invisibili qualche volta, significa grandi interazioni fra tutto questo, significa enormi flussi di energia, di materiale, spostamenti, e significa mutamento continuo. È un ambiente estremamente interessante, mi ha affascinato per quello. Non sono nato con una passione per i fiumi e per i torrenti in realtà, ma poi ho scoperto proprio questo continuo divenire, continuo cambiare. Ho trovato estremamente bello e affascinante, perché è curioso, è qualcosa che non è in realtà facilmente prevedibile. Quindi un fiume è qualcosa di definibile che la scienza si sforza di definire. Però un giorno qualcuno mi chiese: ma come facciamo a stabilire una determinata cosa? Risposi: guarda, sinceramente l'equazione del fiume non esiste. Non c'è. Noi stiamo approssimando, stiamo cercando di scoprire che cosa sia un fiume ancora. Abbiamo delle bellissime idee, sappiamo molto di più di quello che si sapeva 150-200 anni fa, però in realtà che cosa sia un fiume e come funziona un fiume ancora, secondo me, non è ancora definito in maniera chiara. Tant'è vero che non li sappiamo gestire in maniera ottimale. Dobbiamo gestire facendo quello che possiamo e commettendo a volte degli errori. Quello dei macroinvertebrati è un mondo che quasi non si vede, eppure è fondamentale per la vita del fiume. Che cosa sono e perché sono così importanti? Allora, macroinvertebrati è un termine molto ampio che indica degli organismi che hanno una dimensione visibile a occhio nudo, quindi sono dal millimetro in su. Sono in realtà, li avremmo sotto gli occhi continuamente quando andiamo in un fiume, ma non riusciamo a vederli perché non facciamo abbastanza attenzione e perché anche loro sono bravissimi ovviamente a nascondersi, perché è il loro mestiere. Che cosa sono? Questa categoria comprende una miriade di specie appartenenti a tantissimi ordini di insetti, a tantissimi fila. Possiamo trovare insetti anfibi che passano la parte, diciamo, l'infanzia della loro vita dentro le acque, per poi diventare adulti e magari vivere pochissimo, come gli effemerotteri, che derivano non proprio dalle effimere, figure mitologiche delle effimere. Quindi si diceva che vivessero un giorno solo, in realtà fuori dall'acqua vivono un po' di più, ma in acqua vivono un anno intero. E possiamo trovare
dei crostacei, dei gamberetti, migliaia e migliaia di gamberetti come quelli, non so, probabilmente i più noti sono quelli che si trovano, non tanto quelli che si trovano per mangiare nei ristoranti con noi umani, ma i gamberetti che si danno da mangiare alle tartarugine, per esempio i pesci, ecco, quel tipo di gamberetti lì ce ne sono a migliaia dentro i fiumi. E ci sono le larve degli odonati che sono delle libellule damigelle, quegli organismi che noi vediamo quando sono adulti, che sono dei predatori micidiali nell'ambiente aereo, ma anche in acqua sono dei predatori assolutamente fantastici, sono veramente i predatori di vertice del loro ambiente. Sopra di loro ci sono solamente i pesci che però raramente riescono ad andare a predarli perché questi vivono sul fondo, e tra le altre alcuni pesci vengono mangiati anche dagli invertebrati. Cioè questi invertebrati molto piccoli, che poi diventeranno la preda per i pesci adulti, molto spesso sono predatori dei pesci appena nati, perché i pesci appena nati sono talmente piccoli che sono predabili addirittura da questi animali. Quindi c'è veramente una miriade, e diciamo che guardando il corso d'acqua è difficile vederli. Immaginate soltanto che se camminate attraverso un torrente è probabile che in ogni metro quadrato di quel torrente sul fondo ci siano più di 500 di questi animaletti, potrebbero essere tranquillamente più di 1000, insomma. Che cosa ci raccontano sulla qualità delle acque? I macroinvertebrati bentonici sono utilizzati per determinare lo stato di un corpo idrico, lo stato di un ecosistema fluviale o lacustre anche, da molti anni. Studi pionieristici sono stati fatti negli anni 60 addirittura nel Regno Unito. Qui pian pianino queste tecniche si sono distribuite all'interno dell'Europa, sono state usate molto negli Stati Uniti. Dal 2000, con la direttiva quadro sulle acque, i macroinvertebrati bentonici sono diventati ufficialmente degli indicatori di stato del corpo idrico. Quindi cosa significa? Che in tutti i paesi dell'Unione Europea ci sono dei colleghi che osservano le comunità dei macroinvertebrati bentonici e cercano di capire, in base alla loro composizione, alla numerosità, a chi c'è e a chi non c'è, qual è lo stato di un determinato corpo idrico. Ovviamente è stata fatta una cosa molto intelligente e non si è stabilito che in assoluto se c'è quel dato insetto il fiume sta bene, se non c'è il fiume sta male. Si fa un confronto fra una situazione ideale di riferimento cosiddetta, cioè riferita a un fiume che non è toccato dall'uomo. Ovviamente trovarne uno in Europa è sostanzialmente impossibile, però si sono dovuti fare degli studi per cercare di capire come sarebbe un fiume non toccato dall'uomo dal suo punto di vista. E a questo punto noi cosa facciamo? Confrontiamo lo stato di riferimento con quello che osserviamo. Più quello che osserviamo è lontano dal nostro riferimento, più vuol dire che qualcosa è cambiato nell'ambiente e ha fatto sì che questo ambiente non sia più ideale. E questo ci permette di classificare i corpi idrici e quindi anche di stabilire qual è la loro qualità. Noi consideriamo di eccellente, di elevata qualità un corpo idrico che è molto vicino al nostro riferimento ideale, mentre uno che è molto lontano lo consideriamo cattivo. Parlando invece di specie ittiche, qual è secondo lei la più rara? Le specie più rare nell'ambito del tagliamento sono sicuramente quelle che subiscono maggiormente l'effetto dell'azione dell'uomo, che l'ha subito di più negli ultimi 100 anni. In particolare una specie che in un tempo era molto comune, che è l'Alaska, è diventata estremamente rara nel tagliamento, non siamo nemmeno più certi che ci sia ancora. È un piccolo pesce, un cigride, che un tempo veniva pescato dalla gente che viveva sulle rive in determinate stagioni, quando migrava per riprodursi, e adesso queste grandi migrazioni che a tempo erano veramente cospicue, tant'è vero che venivano costruite dei sistemi di reti particolari, fatte in realtà non erano reti, erano dei graticci fatti con i salici per catturarli. Adesso questa specie, queste grandi migrazioni non ne fa più, non lo osserviamo. Sono molti anni che noi non catturiamo l'Alaska al tagliamento. Io ho iniziato a campionare nel 1997 e in tagliamento non ho mai vista una. Eppure storicamente tutti quelli che mi raccontano dei dati degli anni precedenti, questa specie era molto diffusa. Quindi secondo me in questo momento è una delle specie più rare in assoluto a livello regionale. E che cosa le è successo? Ci stiamo interrogando su quali siano realmente le cause della sua diminuzione e scomparsa, perché è intenzione di diversi soggetti, uffici e enti di questa regione di adoperarsi per salvaguardare quello che è rimasto e per cercare di riportare questa specie ai numeri di un tempo. Molto probabilmente questa specie ha sofferto delle discontinuità che si sono create perché un migratore, quindi la presenza di uno sbarramento, di una briglia, di un qualunque salto che è insuperabile per un pesciolino, per cui non è tanto grande, sicuramente ha influito. Sicuramente ha influito il fatto che magari determinate zone dove si andava a riprodurre sono state utilizzate in passato molto dall'uomo per trazione di inerti, per utilizzo di acque. Adesso è tutto molto più regolamentato rispetto a una volta, però ricordiamoci che
Il declino di questa specie è qualcosa che è avvenuto negli anni '80, quindi in un tempo in cui non c'era la prassi di analizzare l'impatto ambientale delle azioni che venivano compiute. Noi abbiamo iniziato con queste buone pratiche forse un po' troppo tardi per alcune specie. Dico solo che adesso queste valutazioni si fanno, tant'è vero che nelle valutazioni sull'impiego dell'acqua a scopo irriguo l'Alaska è stato uno dei protagonisti e la nostra regione ha riconosciuto che effettivamente è una specie che deve essere protetta e tutelata in qualche maniera. Sono state prese delle misure, addirittura è stato creato un nuovo sito di interesse comunitario per compensare il fatto che in tagliamento l'Alaska non trova più casa. È stata individuata una zona dove c'è una popolazione, l'ultima popolazione di una certa consistenza di questa specie, nel bacino dell'Isonzo, ed è stato proposto un nuovo SIC che è stato istituito l'anno scorso e che in questo momento sta seguendo tutto l'iter per diventare un'area protetta di livello europeo della rete Natura 2000 proprio per questa specie. Perché a livello regionale l'ultima grossa popolazione che noi conosciamo, quando dico grossa parlo di 300 individui, 150 forse, okay, si trova in questo torrentello. La nostra ambizione è quella di riportarlo il più possibile vicino al tagliamento, una volta individuate in maniera chiara però queste cause, perché è inutile fare qualunque azione se non si sa contro cosa si sta lavorando. Le specie introdotte sono un fattore di rischio per la biodiversità e la bioidentità del tagliamento? Allora, diciamo che per 150 anni sono state fatte emissioni di trota fario centro nord europea che ha messo in difficoltà la trota marmorata. Questo è un dato ormai storicamente attestato, ma fortunatamente all'inizio degli anni 90 è stato avviato da parte della loro ente tutela pesca un progetto di salvaguardia e di recupero della trota marmorata che ha posto freno a questa cosa. Quindi la trota fario non viene dal 2010, non viene più immessa in tutto il bacino del tagliamento, quindi questo problema non è completamente risolto, ma comunque non è più un problema emergente. All'interno del bacino, vi dico, fortunatamente non ci sono situazioni particolarmente drammatiche. Molte immissioni avvengono in maniera non lecita da parte di persone che vogliono introdurre una specie che sono interessate dal punto di vista della pesca. In Friuli Venezia Giulia c'è un unico ente gestore delle emissioni e della pesca che è un ente pubblico e quindi deve rispettare le norme. Questa è una cosa che ha ridotto moltissimo le emissioni di specie strane. Per essere chiari, in passato quando non c'erano norme che lo vietavano sono state fatte anche alcune emissioni che oggi non faremmo, però stiamo parlando di 30 anni fa, passa. Oggi possiamo dire che ci sono alcune iniziative personali di privati che non sono nemmeno facilmente smascherabili, perché sinceramente per introdurre una popolazione di pesci basta avere un secchiello pieno di pesci molto piccoli, andare dove ci piace, scaricare dentro questi pesci e andarcene, e qualche volta creare dei danni enormi. E in questo modo in altri bacini, non in quello del tagliamento, sono arrivati per esempio il naso che era stato immesso dagli sloveni nel parco e poi è stato portato in giro tutto il bacino dell'Isonzo in Friuli Venezia Giulia perché era divertente. In questo modo sono arrivati per esempio il persicotrota americano, ecco che in tagliamento non c'è, o meglio è marginalmente presente perché non ci sono gli ambienti idonei. Ci sono alcune specie che però per esempio nel tagliamento non sono segnalate specie di enorme invasività, tipo quelle di interesse rionale come può essere la Pseudoraspora parva o il persicosole. Sono diffuse a macchie di leopardo un po' dovunque, però da quel punto di vista lì devo dire che il tagliamento è un fiume fortunato perché non ha grandi invasioni di specie alloctone, come invece accade per esempio il Po è un disastro da questo punto
Da dentro c'è di tutto, se si va con camminamento nel Po si trova mezzo Danubio, mezza Cina, sì, un po' di tutto. E ci sono addirittura delle zone dove non ci sono più specie autoctone. Invece nel tagliamento possiamo dire che le specie autoctone ci sono sempre, dappertutto. Alcune magari sono diminuite dal punto di vista numerico, chiaramente come dicevo l'Alaska, altre invece stanno molto bene. Per esempio il verone è una specie che tra l'altro è di direttiva, è una specie che Friuli Venezia Giulia non ha nessun problema, è una specie autoctona, ce ne sono veramente tantissimi. Quindi per dire, abbiamo da questo punto di vista una certa fortuna. Chiaramente non è una situazione perfetta, per chi si occupa di conservazione di biodiversità c'è sempre qualcosina. Però se io mi confronto con altre realtà che conosco in Europa, devo dire che il tagliamento è veramente un più fortunato. Che cosa possiamo fare per preservare questa condizione di fortuna? La cosa che dobbiamo fare è pianificare in maniera attenta le nostre azioni e farlo in maniera moderna, farlo in maniera sensata. Quando io ho iniziato a lavorare, di solito succedeva, la prassi in Italia era quella che venivano concepiti dei piani e dei progetti che venivano calati su un fiume e a noi biologi ambientali veniva chiesto di giustificare scelte fatte che non andavano bene, oppure di fare una valutazione e mettere in evidenza ciò che va e ciò che non va. Col passare degli anni le cose sono cambiate molto e adesso abbiamo la tendenza a creare delle pianificazioni e delle progettazioni che sono multidisciplinari. Cosa vuol dire? Vuol dire che iniziamo a pensare a come non far male al fiume nel momento in cui concepiamo un progetto, non dopo averlo già fatto e pensiamo come realizzarlo meno peggio, diciamo. Ecco, questa è una cosa estremamente importante. Secondo me quello che è strategico ed è quello su cui dobbiamo puntare è proprio non musealizzare il corso d'acqua. La mia opinione personale è che quando qualcosa viene sottratto dall'uso delle persone, le persone non la vedono più, esce dal nostro orizzonte e se diventa soltanto un oggetto statico da lasciare lì, pian pianino ci dimentichiamo di lui, non lo abbiamo più forse anche. Se invece noi continuiamo a usarlo, allora però andiamo sul tagliamento a fare tante cose. Sono degli usi plurimi del tagliamento, per esempio. E possiamo andare a pescarci, a fare il bagno, possiamo scenderlo col kayak, possiamo andarci a fare una passeggiata, possiamo anche solo guardarlo dal Monte di Ragoia, che è una cosa bellissima, possiamo pescare, possiamo fare 1500 cose. Però continuare a esserci come esseri umani e farlo però in maniera sensata e intelligente. Possiamo anche utilizzare le sue risorse, possiamo utilizzare la sua acqua. Se noi non utilizzassimo più l'acqua del tagliamento, l'agricoltura dell'alta pianura friulana dovrebbe smettere di esistere oppure cambiare radicalmente e tornare ai tempi di mio bisnonno. Ed è una cosa che in questo momento ritengo abbastanza improbabile. È chiaro che sarà creare nuove cave e utilizzare gli inerti del tagliamento fatti in un certo modo, è meglio utilizzare quelli del fiume, però bisogna nel pianificare e nell'utilizzare queste risorse partire sempre dal presupposto che non c'è solo quella risorsa, ma c'è un sistema estremamente complesso, quel fiume che riusciamo a fatica a descrivere, di cui ho parlato all'inizio, complessissimo, in cui ci sono migliaia di macrovertebrati, ci sono centinaia di pesci, ci sono milioni di microalghe unicellulari, ci sono paesaggi, sedimenti, dinamiche e ci sono persone che ci vivono sulle rive e che hanno interessi anche e passioni differenti. E tutti quanti noi siamo, tutto sommato, non dico proprietari, ma dovremmo essere custodi o almeno utenti. Questo approccio secondo me è quello che può salvare il corso d'acqua e renderlo un corso d'acqua che ha un futuro e non semplicemente un canale in cui scorre dell'acqua che a volte ci serve, a volte ci fa paura. Che ruolo ha in questo progetto un idrobiologo? Credo che il ruolo dell'idrobiologo si debba svolgere in due maniere. Chi come professione ha la fortuna di fare ricerca deve acquisire maggiore conoscenza. Quindi la scienza, come intesa come conoscenza del mondo fisico, deve essere aumentata. Noi dobbiamo conoscere di più del fiume perché è impossibile gestire qualcosa che non conosciamo, è impossibile riparare qualcosa che non conosciamo. Immaginiamo un meccanico che mette mano a un motore senza sapere come si è fatto un motore. È evidente che quel motore non funzionerà. Per conoscere il motore, per conoscere come è fatto il nostro oggetto, serve una ricerca e qualche volta uno studio specifico, perché ovviamente ci sono delle regole generali, ma il tagliamento è fatto a modo suo, il piano è fatto in un'altra maniera. Poi c'è un altro step che è quello in cui i biologi, professionisti come me, che non fanno ricerca, prendono la conoscenza che deriva dalla ricerca e la trasferiscono in realtà sui progetti. Ecco, il nostro ruolo, secondo me, è questo, di fare da ponte tra la conoscenza del funzionamento degli ecosistemi, di come funziona la vita
e cercare di portare questa conoscenza all'interno della progettazione e della pianificazione per raggiungere un obiettivo che non è solo quello di minima, cioè tiriamo su degli argini oppure prendiamo l'acqua, ma cerchiamo di gestire una cosa complessa. Il nostro ruolo è questo. Ovviamente non siamo, e per fortuna non saremo mai dominati, cioè non deve essere che il biologo dice cosa si fa e cosa non si fa. Il biologo deve spiegare che se ci comportiamo in un certo modo succederà una certa cosa. Se vogliamo evitare che accada quella cosa è meglio comportarsi in quest'altro modo. Avete ascoltato Un fiume di storie, racconti da e per il tagliamento, un podcast a cura di Legambiente del Friuli Venezia Giulia. Ospite Giuseppe Adriano Moro. Regia, voce e suono Elisa Baioni. Brano musicale Tagliamento di Paolo Forte. Un fiume di storie fa parte di Percorsi intrecciati sul tagliamento, un progetto dedicato al fiume e a chi lo vive. È finanziato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Sono partner IGB, Leibniz Institute of Freshwater Ecology and Inland Fisheries di Berlino, Ecomuseo delle Acque del Gemonese, CEVI, Centro di Volontariato Internazionale, ISIS Solari di Tolmezzo, ISIS Enrico Mattei di Latisana Lignano Sabbiadoro, Associazione Menti Liberi di Lignano e FIAB Friuli Venezia Giulia.